E prima di introdurre la relatrice, la dottoressa Crivellari Bizio, io lascio la parola a Silvia Polese, che è una delle colonne del Circolo Veneto, perché stasera il nostro simpatico Cesare Campa non poteva essere presente e lei, in qualità di segretario generale del Circolo, ci farà un saluto breve e poi io vi presenterò velocemente Marina, che l'abbiamo già introdotta la volta scorsa, quindi saremo ancora più brevi e daremo inizio alla lezione. Buonasera a tutti. Vi porto i saluti della nostra associazione, che è il Circolo Veneto, e del presidente Cesare Campa, persona attivissima, che però non ha il dono dell'ubiquità, quindi oggi ci sono io a sostituirlo, spero degnamente. Allora, molti di voi già conoscono la nostra associazione. Per chi ancora non la conoscesse, dico che si tratta di un'associazione che cerca di creare consapevolezza nei cittadini, approfondendo temi che sono legati alle persone e al territorio. Uno dei progetti del Circolo Veneto è appunto quello Venezie. Oggi siamo arrivati al secondo appuntamento del terzo ciclo di conferenze. Un progetto che riscuote un grande successo e questo è confermato dalla presenza numerosa anche oggi. La sala è piena ed è di soddisfazione. È un progetto che cura il professor Manno, il nostro preziosissimo professor Manno, che ringraziamo. E oggi avremo anche la professoressa Marina Crivellari Bizio per la seconda volta. L'abbiamo già conosciuta ed apprezzata nell'incontro del 28 settembre e oggi siamo tutti curiosi di sentire cosa ci racconterà. Ecco. E quindi ringraziamo davvero tanto sia il professor Manno sia la professoressa Crivellari Bizio. Ecco, volevo solo dirvi questo: qualora qualcuno avesse desiderio di essere informato maggiormente delle nostre iniziative, può compilare, indicando il nome, il cognome e il suo indirizzo mail, questo fogliettino che io lascerò fuori nel tavolo qui fuori. Oppure potete anche inviare direttamente voi una mail all'indirizzo che trovate qui nella copertina, l'indirizzo mail, o mandare un messaggio WhatsApp al numero di telefono che è qui indicato. Noi mandiamo sempre, possiamo inserire quindi la vostro indirizzo mail nella nostra newsletter e comunicarvi tutte le altre iniziative o anche ricordarvi i nostri appuntamenti con un messaggino WhatsApp che insomma credo non possa infastidire più di tanto. Perché Circolo Veneto non si occupa solo appunto di analizzare il passato, quello che siamo stati, il vissuto del nostro territorio, come fa con questo progetto Venezie, ma ha in piedi tante altre iniziative. Molti di voi avranno partecipato al premio di pittura che si è concluso da poco, o partecipato come giuria popolare o come visitatori, perché abbiamo avuto la mostra per un mese nelle sale al terzo piano, ma ci sono tante altre iniziative, sia legate al premio Mestre di pittura, sia c'è il premio letterario, ci sono le uscite del sabato, quindi vi invito, ecco, se siete curiosi, a lasciarci il vostro riferimento e a contattarci. Grazie e buona. Bene. Prima di dare la parola a Marina, vi do alcune informazioni riguardo ai prossimi appuntamenti. Allora, il prossimo appuntamento sarà una mostra, quindi è una novità assoluta nel progetto Venezie, che terremo presso la saletta della Provvederia, ma che credo che tutti i mestrini conoscono. Comunque, per chi non lo sapesse, è una sala espositiva che si trova proprio davanti al municipio qui di Mestre. E questa mostra è molto speciale perché è dedicata a Venezia nel Cinquecento attraverso le illustrazioni
di un bravissimo, impareggiabile disegnatore grafico che è Pietro Ricca, che saluto, che è qui in sala, e noi avremo la possibilità di vedere le tavole originali di queste illustrazioni. Quindi è una mostra consigliata agli adulti, senz'altro, perché la fantasia di Ricca, la capacità ricostruttiva è veramente straordinaria, ma è anche molto indicata ai ragazzi, perché il libro nasce proprio per i ragazzi. Io adesso non voglio dilungarmi di più. L'inaugurazione di questa mostra sarà il giovedì 2 novembre alle ore 18, però per motivi pratici la saletta è molto piccola, si sta in piedi, dovremo farla per invito, ma comunque se voi magari passate un po' dopo, oppure chi non ha l'invito può passare dopo, però sarà aperta dal 3 al 12 di novembre, quindi con orario mattina e pomeriggio. Chi non ha la possibilità, chi non ha tempo, eccetera, o vuole venire un'altra volta, può visitarla con un privilegio speciale, perché Pietro Ricca sarà presente in sala e quindi risponderà alle domande dei curiosi, farà un'illustrazione personale a questa sua grandissima fatica, dove parla di Venezia, del tessuto edilizio di Venezia, parla dei mestieri, delle feste, dei palazzi e quant'altro. Invece poi avremo un'altra conferenza che verrà tenuta sempre da Marina Crivellari. Questa conferenza si terrà giovedì 16 novembre alle ore 18, qui in questa sala, come di consueto. E l'argomento che verrà trattato da Marina è la festa di San Martino. Il titolo è Viva San Martino. Vi consiglio di venire, e anche possibilmente con i ragazzi, con i bambini, che forse non tutti conoscono questa festa, ma insomma è una festa notissima per i veneziani, perché ho avuto modo di sentirla già, è veramente ricca, preziosa, costellata di inediti, di novità che Marina ha scovato durante i suoi studi. Queste date, se voi non avete da segnare, da prendervi nota adesso, le potete trovare facilmente se entrate nel sito del Circolo Veneto. Ah, ma io non ho l'indirizzo, è facilissimo, entrate in un motore di ricerca notissimo, digitate il Circolo Veneto Mestre, vi viene subito in testa, e lì nel sito potete trovare tutte le date, gli orari, comprese anche le altre iniziative che Silvia prima citava e che non riguardano solamente questo progetto. Bene, siamo arrivati al dunque, quello di dare la parola a Marina. Non mi ripeterò nel presentarne le caratteristiche di studiosa, di divulgatrice, perché l'abbiamo già fatto la volta scorsa, ma anche qui, se qualcuno di voi è interessato a saperne di più, è invitato sempre ad entrare nel nostro sito, perché c'è un piccolo, brevissimo curriculum di Marina che vi dà le coordinate per capire il suo genere di studi. L'argomento di oggi è intrigante, l'arte della tavola, c'è un'arte della politica e c'è un'arte della tavola. E molto spesso la politica e il cibo nel passato, ma anche adesso, si intrecciano, si mescolano, perché entrambe sono fatte costruiscono relazioni, alleanze, anche dissidi, conflitti. Ma qual è il posto migliore per imbastire un'alleanza se non quello della tavola e della condivisione del cibo? Quindi occuparsi di questo tema, sì, è divertente, prezioso, ma fa parte del nostro progetto, perché quando noi parliamo di Venezia al plurale vogliamo proprio intendere i molteplici aspetti della vita veneziana. Io come storico non lo dico mai, ma è evidente che da queste lezioni emerge un riferimento non detto anche al presente, perché il nostro compito non è quello di mitizzare Venezia, noi non siamo qui per mitizzare Venezia. Siamo qui per parlare della storia di Venezia, ma con la speranza che questa storia ci faccia sorgere anche dei problemi che riguardano il presente. È un altro argomento, è un altro dire che noi non vogliamo sollevare, perché il limite, inteso in senso positivo, del nostro progetto è quello di parlare della storia di Venezia, e questa è una novità che vi voglio dare anche di Mestre, perché il progetto Venezie si propone non solo di fare la storia di Venezia in sé, cosa fatta da noi già da decenni, ma di
prendere la storia veneziana e di capirla anche nella sua immediata terraferma. Per questa ragione l'anno prossimo abbiamo predisposto un programma dove ci saranno conferenze che riguardano anche la storia di Mestre in relazione a Venezia e viceversa, perché non è che una comandi e l'altra meno. L'intento nostro è quello di smontare in senso positivo il mito di Venezia e di far capire e comprendere le radici che ci legano non solo a Venezia ma anche alla storia di Mestre, perché alcuni accadimenti che sono venuti proprio qui sono stati fondamentali anche per la stessa storia della Repubblica. Io, prima di cedere la parola a Marina, che ringrazio tantissimo per le conferenze che ci sta tenendo e per altre 2 che ci ha promesso, questo lo dico per impegnarla pubblicamente, no? Però comunque ormai la promessa è fatta, quindi vorrei ricordare un episodio in tema, che è una cena di Stato allestita dalla Repubblica in occasione della visita del futuro re di Francia, Enrico di III di Francia. Ne avevo accennato anche. E grandi accoglienze, il patriziato veneziano e anche gli stessi mestrini accolgono il re che viene dalla Polonia, anzi è fuggito dalla Polonia, viene accolto, portato in gondola a visitare la città e l'indomani viene portato all'Arsenale dove gli si mostra la potenza, la forza della Repubblica. E in Arsenale a pranzo c'è una colazione dove Enrico III e la delegazione francese si siedono sul loro lato e vedono questo imbandimento meraviglioso dove bicchieri di vetro di Murano, apparentemente, tovaglie tessute nei conventi di Venezia, cibi straordinari, imbandivano già la tavola, ma nel portare le mani alle forchette e ai tovaglioli si accorgono che tutta la tavola era di zucchero filato. E con la meraviglia di tutta la delegazione francese e soprattutto di Enrico III, il quale chiese ai suoi accompagnatori, ai suoi ambasciatori, il perché di questa trovata straordinaria. E i veneziani risposero attraverso i loro interpreti che era per deliziare Sua Grazia e far vedere il contrasto che c'è tra la potenza di Venezia nell'arsenale e nei suoi cannoni e la dolcezza e la delicatezza di Venezia quando gli si è amici. Grazie Marina. No, è tutto a posto, va benissimo. A me basta vederlo un po' di... Eccola lì, perfetta. Posto? Vado con la mia fleccettina? No, aspetto. Un attimo. Io non sono tecnica, purtroppo. Confesso il mio peccato. Se ha bisogno, guarda, con le faccette. No, questa qua, ok. Perfetto. Bene, buonasera a tutti, ben ritrovati. Spero di essere gradevole come l'altra volta. Il tema, come avete sentito, è la tavola. La tavola sotto tanti punti di vista. E quindi, mi sentite? Sì? Ok. No, perché non avevo l'eco giusto. Vabbè, allora, iniziamo con questa immagine. È un'immagine di un banchetto che risale al 1600, dove si vede una scena di massima opulenza, cioè ricchezza, tovaglie, diciamo invitati, musica, sono tutti particolari che nel percorso di stasera andremo a conoscere meglio. E quindi partiamo da qui. Partiamo da qui anche per dire che Venezia fu sempre molto attenta alle leggi sul cibo e sulla tavola. Tanto che nel 1173 era doge Sebastiano Ziani, si legifera che bisogna stare molto attenti e controllare i prezzi di questi prodotti, e cioè carne, state attenti, pesce, olio e uccelli. Queste erano quindi le 4 vivande principali nella mensa a partire dal 1173. Altra cosa interessante è che nel 1485 nasce anche il cosiddetto magistrato della sanità, il quale poi aggiunge alle varie regole anche quella che bisogna stare molto attenti che non ci siano frodi nei prezzi di 2 prodotti specifici,
vino e pane. Pane e vino, vi ricordate, c'è anche una vecchia canzonetta del passato. Quindi pane e vino erano gli elementi fondamentali. La cucina veneziana però raggiunge un vertice notevole a partire dal 1500, tanto che diventa il cosiddetto paese della cuccagna. Questo è un dipinto e nella conferenza di oggi ne vedrete parecchi del mondo praticamente fiammingo, perché lo capiremo cammin facendo il motivo. Comunque, vedete, sono satolli, anche forse ubriachi, tutti distesi per terra, perché avevano appunto fatto cuccagna. Cuccagna cosa significa? In tutte le lingue, francese, tedesco, inglese, significa dolce, torta. Quindi vuol dire aver raggiunto il massimo dell'allegria, della piacevolezza e quindi essere in queste condizioni, certo non troppo gradevoli, ma era così, la felicità del momento, del cibo. Ma c'è una cosa abbastanza curiosa. Un certo Erasmo da Rotterdam, penso che tutti l'abbiate sentito nominare, era un grande teologo, un grande studioso e aveva anche un'idea di scambio culturale tra tutto quello che erano le civiltà e le conoscenze europee. Penso che o nonni o mamme e papà abbiano presenti i famosi progetti Erasmus. Sono nati proprio da nome di Erasmo da Rotterdam, perché appunto voleva questa comunità di conoscenze e quindi nel 1987 la Comunità Europea crea questo scambio per i nostri ragazzi. Ma Erasmo viene a Venezia, siamo all'inizio del Cinquecento, nel 1508, e ospite da una ricca famiglia borghese, era il suocero del famoso Aldo Manuzio, cioè il grande tipografo che inventò, tra virgolette, numerose cose interessanti per quanto riguarda la tipografia, e cioè il corsivo, e poi il libro piccolo, i cosiddetti tascabili, se vogliamo chiamarli tali, e delle copertine diverse da quelle che erano le precedenti. Cioè le copertine in un tempo erano sempre in velluto con brocche di metallo, d'oro, d'argento, che rovinavano i bei vestiti del Cinquecento. E quindi crea delle copertine molto più semplici, in cuoio magari marocchino lavorato, quindi un personaggio di ricca borghesia. Il nostro Erasmo da Rotterdam è ospite, ma la mensa non doveva essere così gradevole, perché scrive tali parole: vino inacidito, pane d'argilla, formaggio secco. In una città così ricca ho rischiato veramente di morir di fame. Quindi vi fa capire che la quotidianità non è così ricca come vedremo nei banchetti ufficiali e di alta e ricca borghesia e nobiltà. Però la cucina veneziana si afferma comunque e iniziano i primi testi sulla cucina. Nel 1570 un certo signor Bartolomeo Scappi, originario di Roma, cuoco presso le corti imperiali, presso il papato, eccetera, però viene a Venezia perché vuole raffinare la sua cucina. Ed è quello che ci lascia nei suoi numerosi scritti e ricette, quella che per noi è una banalità, però l'ha creata lui, e cioè la famosa impanatura. Allora, l'impanatura che cos'è? Lo sapete bene, cioè maggioranza di pubblico femminile, ma anche, so che anche agli uomini piace lavorare in cucina. Cioè l'impanatura è passare qualsiasi cosa, carne o pesce che sia, o anche verdure, prima nella farina, poi nell'uovo e poi nel pane grattugiato. Quindi l'origine è dovuta allo Scappi nel 1570. Altro testo poi che verrà pubblicato qualche anno dopo è il Trinciante, testo che se volete è ancora disponibile in alcune librerie. Allora, questo è un testo di fine Cinquecento, e chi è il trinciante? Colui che tagliava le carni. Quindi era presente sempre per lo più nelle mense dei ricchi, perché la carne per lo più era mangiare dei ricchi. Ma continuando nella nostra storia, cominciamo a vedere come si preparava una tavola. Allora, questo è un mosaico del VI secolo d.C., si trova a Sant'Apollinare Nuovo in Ravenna, ed è la più antica rappresentazione dell'ultima cena nel mondo occidentale, dell'arte ovviamente. A me basta che guardiate la posizione degli astanti. Sono praticamente distesi alla romana, quindi distesi sui triclini.
Abbiamo allora la partenza del nostro discorso. Infatti già nel 1100, in un arcone della Basilica Marciana a San Marco, noi troviamo invece questa raffigurazione. La tavola è rettangolare e sarà la base, cioè la forma per lo più usata. Inoltre, guardate la tovaglia, vedete che ha come delle ciocche, no? Che si alternano e quindi è un po' più elegante. Si intravedono, appena accennati, ma qui poco, sotto ci sono dei cavalletti, ma quello che mi interessa è che focalizzate cosa c'è sopra la tavola. Cioè incominciamo, oltre a mettere una tovaglia, a metterci qualcosa sopra. Allora abbiamo le cosiddette piadene. Il termine deriva dal greco e significa scodella. Le vedete? Sono quelle leggermente a coppa dove venivano messe in genere o delle verdure oppure acqua e vino, perché vedremo poi come si svilupperà la cosa. L'unica posata presente è il coltello. A prescindere che nell'ultima cena il coltello richiama il gesto che Pietro fece perché mozzò l'orecchio di colui che stava per catturare Gesù, ma è l'unica posata che proprio veniva usata sempre nella tavola fino a un certo periodo che sarà molto lungo. Continuando, sempre con le immagini, perché sono quelle che ci aiutano in questo percorso, questo è un dipinto che si trova nella chiesa di San Salvador a Venezia. E diciamo che fino a 15 anni fa, se non sbaglio, era attribuito a un altro artista, poi un docente l'ha attribuito al Carpaccio. È un dipinto che voi, se guardate sulla sinistra vostra, c'è un personaggio col turbante. Allora questo, secondo questo docente, sarebbe il ricordo che Carpaccio, che è l'artista che ha eseguito questo dipinto, era stato al seguito di Gentile Bellini alla corte di Maometto II, era appena quindicenne. Ma quello che a noi interessa di più, siamo sempre in argomento tavola, è appunto com'è allestita questa tavola. È una cena in Emmaus, che è un tema che piaceva molto perché nel privato era più gradito rispetto a quella che era l'ultima cena. Diciamo che l'ultima cena era un tema più, virgolette, religioso, cioè legato alla chiesa, ai convitti, ai frati, eccetera, mentre la cena in Emmaus era un tema più, diciamo, malleabile, che si poteva trovare anche all'interno delle proprietà, cioè quindi dei ricchi borghesi e dei nobili. Infatti questo dipinto si trovava nella sala da pranzo, poi fu donato alla chiesa di San Salvador, nella sala da pranzo di un certo Girolamo Priuli, soprannominato delle Porte. Perché? Perché c'era una consuetudine, onde evitare il pagamento delle decime, cioè le tasse che i ricchi dovevano dare al clero. Allora cosa si faceva? Si dava già un contributo in vita, così era gestibile e non dovuto, quindi non un decimo, potevo dare quello che volevo purché io collaborassi col clero. Allora il nostro Girolamo Priuli, molto furbo, dice sì, va bene, io ti do un contributo, ma un contributo minimo, e cioè per le porte laterali delle chiese. Ecco perché soprannominato delle Porte. Infatti la chiesa di San Salvador, la porta laterale all'inizio delle mercerie, sulla destra, quella che ha tutti gli scalini, è stata eseguita grazie al contributo di Girolamo Priuli dalle Porte. Quindi lui ha dato il suo contributo, non si è sprecato troppo, però alla fin fine ha evitato il pagamento delle decime. Quindi è tutta una storia, dietro al quadro c'è tutta una storia. Ma continuiamo per la nostra tavola, ovviamente qui totalmente diversa. Questa è la cena famosa, tradotta, ultima cena in Casa Levi, perché sapete che i domenicani non accettarono questo lavoro del veronese, era un pochino troppo osé per loro, e quindi il veronese, che era un lazzarone, cioè veramente tosto, dice no, io non cambio il tema, cambio nome, e quindi viene chiamata cena in Casa Levi. A noi però interessa la tavola. Fate bene attenzione, parte inferiore, vedete che non si vede nulla, mentre prima vedevamo i cavalletti, adesso non si vedono. C'è un tappeto, poi si trova una tovaglia bianca e poi, se riuscite a intravederla, proprio la parte finale sembra quasi una bordura e invece una tovaglietta come questa, tutta fatta a mano.
Allora, questa tovaglietta era quella che gli ospiti vedevano, la quale però veniva cambiata ad ogni portata, e le portate erano molte, perché i servitori cosa facevano? Toglievano, perché non c'era l'abitudine come abbiamo noi oggi di mettere, non so, le 2 forchette, i 2 coltellini, davanti il coltello, frutta, verdura, eccetera. No, una volta, avendo servitù, ecco che si metteva il minimo indispensabile. Quindi i camerieri in velocità toglievano quelle che erano le cose fondamentali, che finora siamo arrivati alle coppe e siamo arrivati al coltello e forse delle ciotole per bere. Allora i camerieri facevano presto a togliere queste virgolette stoviglie e cambiare la tovaglia, e quindi risultava sempre pulita e gradevole, però era un bel lavoretto che si potevano permettere solamente le classi abbienti. Non poteva mancare in questa veloce rappresentazione e piccole curiosità sulla tavola l'ultima cena di Leonardo. Allora, osservate bene la tavola. Si intravedono i cavalletti, però sono molto elaborati, non sono quei semplici cavalletti che abbiamo visto nella cena in Emmaus di San Salvador. Perché cavalletti? Perché tavola e poi ricoperta con tappeti? Perché la tavola non era considerato un mobile fisso. Beh, il termine mobile viene perché? Perché si può spostare, è mobile. Ecco, allora la tavola non era considerato un elemento fondamentale nell'arredo della casa. Si preparava esclusivamente di fronte ad una necessità. Poteva essere un banchetto, cioè un po' più grande di un pranzo, poteva essere una conviviale, il termine arriva da convitto, cioè tutti assieme appassionatamente, poi con tutto quello che ne riserva. Quindi la tavola non era come questa fissa, e qui lo vediamo, però è abbastanza elegante. Vi invito a guardare la destra e la sinistra della tavola. Vedete che ci sono dei nodi? Ecco, questa è un'eleganza che, se avete una tovaglia lunga, è un bel escamotage, cioè vi cade per terra, fate un bel nodo, ma siete nel bon ton di tutti i tipi. Inoltre, qui si vede male, ma in questa si vede, in questa si vede meglio. La tovaglia nell'ultima cena di Leonardo è questa, cioè ha delle, come greche, come dei disegni, ed è la cosiddetta tovaglia perugina. Cioè sono le tovaglie che, oltre a essere totalmente bianche nella parte superiore, però o nei bordi o nei lati hanno questi disegni, per lo più di colore sul verde azzurro, come potete vedere qui, e le rendevano eleganti. Parliamoci chiaro. Le tovaglie colorate esistevano già prima di Cristo, i persiani le facevano in parte colorate, ma la bellezza era la tovaglia bianca, soprattutto dove il commensale, l'ospite, vedeva. Poi si facevano, come qui, lateralmente dei disegni. Questa è abbastanza curiosa. È un dipinto del... Oddio, dove sono andata? Sì. È un banchetto, ecco che entriamo in merito anche alla terminologia. Cioè banchetto perché è un po' più grande, come vi dicevo, del momento del pranzo. Guardate gli astanti, sembrano avere tante piccole tovaglie addosso, sono i tovaglioli. E il tovagliolo entra nell'uso individuale a partire dal 1500. Prima invece era il classico strofinaccio, chiamiamolo tale, che tutti usavano. E cioè, nel mondo sia greco e romano, voi sapete che si mangiava con le mani, quindi c'erano gli acquamanile, poche parole, delle grandi bellissime ciotole dove c'erano aromi profumati e molte volte il limone, e guardate che l'usanza di mettere il limone quando si fa il pesce non è per metterlo sopra al pesce, ma è proprio perché magari si usano le mani e bisognerebbe poi toglierci il cosiddetto odore da pesce con il limone. Piccola regola, ne verranno fuori altre. Inoltre, allora, questi commensali si lavavano le mani, dato che mangiavano con le mani, nell'acqua manile, e poi c'era il servitore che passava con questo enorme strofinaccio dove tutti si asciugavano. Nel Cinquecento invece la moda cambia e entra il tovagliolo personale, e nel Settecento ci sarà l'obbligo di aprirlo sulle ginocchia.
Ed è per quello che qui ve l'ho mostrato apposta, guardate che enormi tovaglioli che stanno usando, addirittura non rientrava troppo nel bon ton, però lo mettono qui per riparare i bellissimi vestiti che avevano. Il tovagliolo, è interessante anche questo. Allora, quando un personaggio, ovviamente parliamo sempre di ricca borghesia, di nobiltà, veniva invitato da un amico, portava con sé una specie di beauty case, dove all'interno c'erano il coltello, questo vedete è la posata che continua ad essere presente, poi il cucchiaio, che era, ma era in legno, mentre nel ricco borghese e nobile diventa di metallo prezioso, argento in primis, anche perché l'argento era considerato un disinfettante, ed oro. Allora, in questo beauty si metteva coltello, cucchiaio e dal 1400 anche il bicchiere. E il tovagliolo. Allora, fate conto che l'invitato esce col suo servitore, con questo cofanetto, va a casa dell'ospite, il servitore al posto designato al suo padrone pone questi oggetti e il padrone si siede bello, calmo e tranquillo. Cosa accade però nel frattempo? Perché si porta questi oggetti da casa? Addirittura certe volte si portavano anche lo scanno da casa, lo sgabello. Perché? Pensate bene alla forma del coltello, del cucchiaio e del bicchiere. Era facile spalmare, se già prima erano a tavola, il veleno. E nel Cinquecento c'è una paura folle di essere avvelenati, perché è il secolo dei grandi sconvolgimenti. Ecco il motivo per cui si preferiva portarseli da casa. Da qui nasce anche un mobile che voi tutti conoscete, la credenza. Perché si chiama credenza? Perché era una specie di séparé tra la cucina e la sala da pranzo, dove c'erano le cameriere da una parte che preparavano i piatti, poi il cosiddetto assaggiatore, che poverino si sacrificava per tutti, e assaggiava i cibi che poi sarebbero stati portati nella sala da pranzo. Questi cibi passavano attraverso questo séparé, che alla fine sembrava una credenza. Ma perché si chiama credenza? Perché c'era il credere, cioè la speranza che il povero servitore non morisse, in maniera tale che erano tranquilli, quindi il credere in qualche cosa che si spera. Ma c'è un altro termine che è altrettanto interessante. Quando voi andate al ristorante, una delle ultime voci è il cosiddetto coperto. Perché si chiama così? Nessuna idea? Perché semplicemente quando tutto finiva a casa dell'ospite, quindi il nostro padrone, diciamo, il nostro signore tornava a casa, il cameriere raccoglieva cucchiaio, coltello, bicchiere e copriva il tutto col tovagliolo sporco. Ecco da qui il termine coperto. Come vedete, tanti termini che rientrano nelle usanze antiche. Procedendo, qui c'è una signora che sembra mangiare un grissino. Sempre cena in casa Levi, è invece una signora veramente maleducata perché si sta pulendo i denti a tavola. Allora, fin dal tempo dei Greci e dei Romani esisteva il cosiddetto dentiscopia, lo stuzzicadente. Lo stesso Marziale ne parla, erano fatti in legno o anche si usufruiva la parte finale di una piuma. Avete presente, no, come è fatta una piuma? C'è la puntina, poi c'è l'arachide, che è la parte lunga, e poi tutto il piumaggio. La puntina, quella che serviva per pulirsi i denti, si chiama calamo. Da quindi calamaio, perché si intingeva non solo per pulirsi i denti, ma anche per scrivere, si usava questa parte della piuma e si intingeva l'inchiostro, quindi il contenitore di inchiostro prende il nome dalla parte finale o iniziale, come volete, della piuma, quindi calamaio. Altra cosa interessante è che questo, diciamo, strumento veniva usato moltissimo non solo per pulirsi i denti, ma anche per prendere, visto che la forchetta ancora non c'era, i pezzettini di carne che venivano tagliati dal trinciante. Vedete che tutto si collega. Bene, allora, nasce però anche che questa cosa non è troppo gradita, perché insomma non era proprio simpatico vedere questa pulizia dei denti. Allora, nel 1558 nasce il famoso Galateo.
Il termine deriva dal nome di quello che ha avuto la prima intuizione, e cioè un certo Galeazzo Florimonte, il quale era molto amico del più famoso Monsignor Giovanni della Casa. Ecco. Allora, siamo nel 1558. Adesso vi faccio io uno scherzetto. Bellissimo questo ritratto di Lorenzo Lotto. È una ricca borghese, la famiglia erano dei banchieri. Secondo voi è stato fatto prima o dopo il 1558? Chi è che ha detto prima? Che lo promuovo? Ok, viene fatto prima perché, guardate la signora cosa porta al collo. A parte la collana di perle, ha questo pendente che ha la forma, sembra di un cornetto, e invece è uno stuzzicadente, perché lo portavano così in maniera molto elegante e lo usavano. Però dopo il 1558 la cosa scompare perché si cambia completamente sistema. Altra cosa interessante, questo è sempre un particolare, questo del Veronese, le nozze di Cana, guardate la parte inferiore dove si vedono queste anfore bianche. Allora, questo era il mezzo per cui si trasportava attraverso le navi tutto quello che era liquido, quindi acqua, vino e olio. Allora, queste sono anfore cariche di vino che però, vedete, un personaggio sta travasando in un'altra anfora più piccola, quella più scura, perché infatti in genere era di bronzo o di terracotta, è il cosiddetto cratere, perché il vino all'epoca dei Romani e anche abbastanza, diciamo, fino al 600 era molto tosto, quindi non si poteva berne tanto, è il famoso merum romano, e quindi lo si miscelava con l'acqua nel cratere, che è quello più piccolino di color marrone, e poi attraverso una specie di mestolo che si chiamava simplum, che era un'unità di misura, si versava nelle coppe o bicchieri più tardi degli astanti. Quindi si miscelava il vino. Questo è già un particolare. Andiamo avanti ancora. Finalmente arriva il bicchiere, che diventa protagonista della tavola, e pare proprio che fossero i veneziani, che siano stati, scusate, i veneziani, a creare quest'uso. L'arte vetraria nostra è sempre stata eccezionale. Piace molto anche nel mondo straniero, cioè non solo in Venezia, in Italia, ma anche fuori, e si comincia appunto ad usare il bicchiere personale, e la ciotola non esiste più. Bicchieri ovviamente di ottima fattura, ma Venezia non solo introduce il bicchiere, ma anche il cosiddetto piron. Il piron. Allora, il piron è il termine d'origine greca, significa infilzare. La forma lo dice, è un bidente, cioè praticamente sono a due rebbi, due punte. Verrà eseguito in tutti i materiali più preziosi, il famoso argento San Marco, perché veniva addirittura timbrato col leone marciano. Ma a noi interessa quando iniziò l'uso della forchetta. Allora, noi a Venezia l'abbiamo usata ben presto. Perché? Perché avevamo contatti con l'Oriente, e le principesse, le regine bizantine, le imperatrici, avevano appunto l'usanza di tenere la forchetta, cioè questo piron proprio, perché bisogna chiamarlo piron, perché viene maggiormente l'idea di infilzare. Allora, secondo alcuni storici, l'inizio di quest'uso in Venezia avvenne agli inizi del 1000, perché il figlio di Pietro Seulo II, il famoso doge protagonista di un evento notevole nel periodo del 1000 non più 1000, allora questa principessa, diciamo, bizantina sposa il figlio di Pietro Seulo II, Giovanni. Poi però quella più credibile è che l'uso della forchetta sia iniziato nel 1071, sempre grazie a un'altra principessa bizantina, Teodora, che aveva sposato il doge Domenico Selvo. Teodora poi era una grande ambiziosa, tanto che se ne faceva un vanto di usare questo strumento a tavola, che non era molto gradito però dagli altri, perché sembrava una cosa così impropria nella tavola. E la povera Teodora fece anche una brutta fine, perché lei ci teneva molto alla sua bellezza, e purtroppo ebbe una malattia che la rovinò proprio nella parte estetica, quindi sicuramente una parte virale che l'ha rovinata completamente, quindi è morta purtroppo malissimo anche dal punto di vista estetico. Ma continuiamo con le nostre curiosità della tavola. Secondo voi questo che cos'è?
È una saliera, infatti il sale era materiale prezioso, tanto che i romani davano un pugno di sale per pagare i propri soldati, e da qui il termine salario. Ecco che vedete quante terminologie che usiamo quotidianamente che hanno un'origine molto antica. Più interessante ancora è questa conchiglia qui. Allora, questo è un Nautilus che viene sostenuto da un satiro. Il satiro è sempre nella simbologia simbolo di saggezza. Quindi il satiro regge il sale. E allora vi viene in mente un altro modo di dire, che quando una persona è intelligente si dice hai sale in zucca. Vedete quante cose che si collegano. Andiamo avanti ancora, e nella tavola non compare solo la saliera, che in genere erano due. Una vicino al proprietario, quindi fate conto che questa sia la tavola, lì c'era il ricco, borghese o nobile che fosse, e lì c'era la bella saliera. Dove sono io invece c'era una saliera più piccola. Ma dopo subentra anche l'uso di un centro tavola. Questo nacque già nel Rinascimento, lo si faceva per lo più con la frutta. Poi a Venezia nascono queste composizioni in vetro che verranno chiamate trionfi, molto belle, eccetera. Continuando però, questo ci dà l'idea di quello che era la tavola. Allora, tavola perché? Ritorniamo al nostro discorso iniziale, tavole apparecchiate, qui ne vedete due. Una molto elegante, quella frontale, e una invece con quella tovaglia verde alla vostra sinistra. Allora, questo è un momento dove delle volte nei cosiddetti, diciamo, convitti ufficiali, donne e uomini venivano separati. Perché? Così le donne erano più libere e anche gli uomini, e viceversa, di fare le conversazioni che più ritenevano opportune. Ma, se notate bene, ci sono degli strumenti musicali. Perché era abitudine in genere anche di accompagnare non solo la bellezza della tavola e il cibo, che fra poco vedremo, ma anche la musica. Quindi era tutto un momento sinceramente godereccio. Ecco qua, questo è piuttosto interessante. Questo è un mosaico che si trova ai Musei Vaticani e risale al II secolo d.C. Tutti gli avanzi venivano gettati per terra. Guardate quanti particolari che riconoscete. C'è la chele, c'è l'ossicino del pollo, poi c'è quella famosa biforcuta che la superstizione dice che se lo langi o maschio o femmina se una donna è incinta. Quindi tutte curiosità che venivano gettate a terra, si mangiava con le mani, poi si mollava, mica volutamente, ma cadevano per forza. E questo ci dà anche l'idea di quelle che erano le regole del passato, nel senso che si poteva far cadere la cosa per terra, ma non la potevo raccogliere. Inoltre la servitù non poteva spazzare la stanza, perché non era corretto a pulire finché c'erano gli ospiti. Ecco il motivo per cui noi ci giustifichiamo che in molti dipinti compaiono animali, cani, gatti e delle volte anche scimmie, come poi vedremo in un'altra, perché erano quelli che ramazzavano per terra, cioè mangiavano gli avanzi e quindi pulivano, poverini, e intanto si rifocillavano. Chiaramente si mangiava, si preparava e ci voleva una cucina ben approntata all'uso. Questo è un bellissimo dipinto di Vincenzo Campi, siamo a fine 500, e vediamo all'interno di una cucina. Guardate i particolari, la vecchietta, la vedete? Che sta pestando il mortaio, sicuramente con delle spezie. Poi c'è alla vostra destra, c'è la signora che sta come impastando, e anche sul tavolo si vedono uova, zucchero e farina, quindi si sta preparando un dolce, vuol dire che è una bella festa. Altro particolare che si nota abbastanza bene, ci sono gli animali, ma lo so, dovremmo ingrandirla, ma non importa. Guardate la vecchietta, poi c'è la signora curva che sta preparando qualcosa e c'è una specie di animaletto che si sta arrampicando sulla tavola. Piccolino piccolino, lo riuscite a focalizzare? Beh, quella è una scimmietta. Per farvi capire, cani, gatti e scimmie in cucina, cosa che adesso, Madonna, per carità, non si dovrebbe mai fare. Ma servivano perché cadevano gli avanzi e le persone che erano indaffarate nel cucinare evitavano di dover raccogliere. E qui arriviamo a quello che è anche il soggetto del manifesto, è il famoso convitto in casa Nani. Ecco altro termine, convitto.
dal latino significa vivere insieme. E qui è proprio molto appropriato. C'è un ospite importante che è Clemente Augusto di Baviera, si svolge alla Giudecca in palazzo della famiglia Nani, e quelli che vedete nella parte inferiore del dipinto sono i nobili veneziani che servono anche loro a tavola. Ecco convitto, tutti assieme appassionatamente potremmo dire. Cioè il nobile vuol dimostrare che l'ospite è molto gradito e quindi si pone a disposizione. Beh, siamo arrivati praticamente a avere la tavola pronta, a vedere la differenza tra banchetto, convitto, eccetera, ricchezza, e qui in questa occasione ci sono 121 ospiti e le portate in totale sono 375. Ma se fate i conti non sono neanche tante a testa, tutto sommato, però il lavoro c'era. E l'orario dei pasti qual era? E qui entriamo più in merito. L'orario era dalle 11 alle 12 mattutine, una specie di colazione bella tosta. Perché? Perché in genere i ricchi borghesi e i nobili facevano tardi, non certo il popolo, perché alla sera si divertivano. Poi alle 17, che era l'orario in cui sia i magistrati e il doge finivano le loro attività, allora c'era una specie di pranzetto un po' più consistente, una minestra e magari una o due portate. Ma il clou della serata avveniva dalle 23 in poi, e lì c'erano appunto questi conviti che voi vedete. Ma alla fine vi sarà venuta anche un po' di fame, no? Cosa mangiavano? Allora, tanto il pane. Il pane era fondamentale nella mensa, e a Venezia la categoria dei fornai erano divise in due, e cioè, se passeggiate per Venezia lo trovate, calle del pistor e calle del forner. Allora, i pistori erano quelli che vendevano il pane di propria produzione, quindi producevano e vendevano. I forneri invece cucinavano, ma dovevano vendere attraverso i pistori o direttamente al privato. Il pane più famoso è il famoso buffetto. Il buffetto era fatto di farina bianca e veniva aggiunto del burro e dello zucchero, quindi era proprio il top dei top. Se il pane però non riusciva bene, quindi o era troppo cotto o era troppo molle, la forma non era quella desiderata, veniva gettato dagli scalini del ponte di Rialto. Direte che spreco. No, Venezia non sprecava mai nulla. Era un modo dignitoso per dar da mangiare ai numerosi accattoni che erano sia sul ponte che all'inizio del mercato. Col pane poi non si sprecava, cioè il pane non veniva mai sprecato, anche nelle famiglie, e nascono due tipi di minestre che potete fare benissimo anche voi. La cosiddetta panada, cioè pane vecchio con olio, con brodo vegetale, un po' d'olio e pane grattugiato. Più invece elaborato è il pane in bruo, e cioè sempre pane vecchio però con brodo di carne, un rosso d'uovo, quindi saliamo, e invece del pane grattugiato il formaggio grattugiato, quindi direi più valente. Poi si usava anche la pasta. Beh, questo è il mangiafagioli, che è bellissimo, perché la pasta e fagioli credo che sia uno dei piatti che voi tutti ricordiate. Si usavano soprattutto le tiracche, no? Cioè quelle che sono le fettuccine un po' larghe per fare la pasta e fagioli. Pasta e fagioli è detta anche la carne dei poveri, perché i fagioli sono molto ricche di proteine. Poi i piatti tipici sempre dell'epoca erano i famosi, e sono, bigoli in salsa. Ma perché si chiamano bigoli? Allora, una mia amica, quando gliel'ho detto, ha detto basta, non mangio più gli spaghetti. Allora, si chiamano bigoli perché nell'antico Veneto venetico si chiamava bigolos quello che era il vermicello. Allora il piatto di vermetti con la salsa comincia un momento a porre dei dubbi, però il termine è questo, come il bigolo, che è il famoso legno che portava la bigolante della vecchia lezione, con i due cioè tutto quello che è sottile. Allora, altre, poi vado via veloce perché sennò non ce la faccio. Altro tipo che veniva usato di minestra era quella col riso. Allora, il riso non era il risotto che intendiamo noi oggi, cioè mantecato così all'onda, no, era una minestra, proprio minestra. E la cucinavano in vari modi, cioè al forno, tipo il riso pilaf che si fa ancora oggi, oppure appunto minestre liquide come riso e latte,
che era molto adeguato ai bambini, io ricordo mia nonna che lo faceva, e agli anziani, perché è proteinico ma si digerisce facilmente, si inghiotte facilmente. Ovviamente poi nascono altri tipi di minestre col riso. Allora, il riso alla sbiraglia vi ricorda qualcosa? Con cosa lo fate in genere? Con gli avanzi dell'arrosto. Bene, allora questo invece nasce totalmente in altro modo. Allora, sbiraglia deriva da sbirro. Vi ricordate i famosi passi degli sbirri che noi troviamo all'interno del Promessi Sposi del Manzoni, cioè questi soldati che erano i sorveglianti della campagna. Avevano il cosiddetto contenitore, la marmitta, dove tenevano dell'acqua e qualche anche riso, perché il riso poi stava e decantava, e facevano presto nel buio della sera a trovare una gallina che si era dispersa, tiravano il collo e mettevano questi pezzetti di carne all'interno della marmitta e poi se lo mangiavano. Poi per noi divenne invece poi oggetto di riciclaggio dell'arrosto. Altro risotto che vi consiglierei di assaggiare è quello di secole. Allora, se avete un macellaio di fiducia ve le procura. Il termine secola deriva sempre, anche questo, dal latino, cioè seccare, tagliare, sminuzzare, pezzettini. Infatti le secole che cosa sono? La colonna vertebrale dell'animale sono quei piccoli pezzettini attaccati alla colonna vertebrale, quindi ci vuole pazienza per staccarli, ecco perché dico il macellaio di fiducia, ma vale la pena assaggiarlo. Altro riso tipico è i risi e bisi, tipico piatto del 25 aprile, e il nostro Goldoni ce lo ricorda molto bene, no? Infatti il nostro signor Todaro Brontoion cosa fa? Butta riso, tanto se sgionfa così diventa tanto ongo. Ma questa che può sembrare un'invenzione, infatti invece è un fatto vero, perché era un personaggio che Goldoni aveva conosciuto, che gli stava sinceramente antipatico, il quale era un tirchio e soprattutto un cattivo sia con la nuora che col figlio, e quindi scrisse questa commedia per vendicarsi di questa persona, e anche questo è abbastanza curioso. Ma ovviamente si andava anche a caccia, si cacciavano gli uccelli che si trovavano nelle nostre lagune. Vi prego di guardare l'arco, manca la freccia. Perché? Non è che manchi la freccia, veniva usato un altro tipo di proiettile, e cioè dei pallini. Allora lanciavano questi pallini contro l'animale, anatra, quaglia, quello che fosse. Perché i pallini? Perché i pallini uccidevano l'animale, ma non sporcavano il piumaggio. Quindi avevo le piume pulite per usarle nell'abbigliamento, per l'interno dei cuscini e così via. Vedete l'intelligenza della cosa. Ovviamente le carni fanno parte della mensa del ricco, perché venivano importate dalla campagna e quindi costavano di più, tutto il contrario di quello che succede adesso, no? Si spende forse meno di carne che di pesce. Morale, la carne diventa appunto parte fondamentale della mensa del ricco, e proprio i primi nobili veneziani erano venditori di carne, e cioè i Querini e i Gradenigo, che avevano banco alle famose beccarie di Rialto. Perché si chiamano beccarie? Forza! No? Allora, il termine deriva da becco, che è il maschio della capra domestica. Ed è per quello che nascono anche tanti modi di dire, perché ci siamo già capiti. Basta. Allora, altro termine interessante è che nella cucina veneziana il piatto prelibato, il termine deriva dal francese, è il fricandò, cioè la miscellanea, no? Allora, tante verdure, tante spezie, olio, bla 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 bla, la carne usata era il vitello. Vi viene in mente una frase abbastanza tipica? Chi guarda il carteo non mangia vedeo, perché era la carne più cara. Quindi è chiaro che si potevano permettere solo i ricchi e i benestanti. Un piatto che non mancava mai era il bollito, perché andava, era sempre pronto, c'era il brodo, c'era la carne avanzata, ottima per fare le polpette, e soprattutto, visto che all'epoca non esistevano molti dentisti, ecco il motivo che era comodo poterla mangiare così. E poi non venivano mai gettate le frattaglie, quindi nasce il fegato alla veneziana, nasce la fongadina e così via, cioè piatti che Venezia usava proprio per non sprecare mai nulla. Ma ovviamente c'è anche il pesce.
veniva pescato nei vari canali aperti, cioè verso la laguna, questo è il canale Orfano dietro la Giudecca, e poi veniva portato alla pescheria. Questo è un dipinto del Guardi, siamo nel Settecento. Riconoscete la pescheria, quella che noi vediamo oggi, cioè dove finisce il traghetto tra Santa Sofia e Rialto? C'è qualcosa che non... No, è del 1900, quella che noi chiamiamo pescheria nuova è del 1902, quindi prima c'erano invece questi modesti edifici. Ovviamente i tipi di cottura del pesce erano quelli che facciamo anche noi oggi, quindi la frittura oppure alesso o sulla graticola. Un piatto tipico è il famoso bisato sull'ara, cioè l'anguilla. Allora, perché ara? Perché veniva cotta, cioè cotto, adesso dipende se intendiamo bisato o anguilla, ma insomma quel pesce lì, diciamo, sopra l'ara, che era il secondo forno di cottura dei vetri. Cioè nelle vetrerie di Murano c'è il forno ad alta temperatura, poi c'è quello dove il vetro viene messo a decantare, che è una temperatura più bassa. Lì si metteva una pirofila con questo bisato, con alloro e sale. Quindi mollava tutto il suo grasso ed era un piatto prelibato, tanto che pare che il doge Andrea Gritti, che aveva casa a Murano ed era un ottimo buon gustaio, sia morto per un attacco di gotta perché ha fatto una scorpacciata di bisato sull'ara. Andiamo avanti senza entrare nei minimi particolari. Chiaramente sia carne che pesce veniva accompagnato dalla polenta. Polenta che diventerà quella bianca e gialla che noi conosciamo dopo la scoperta dell'America, ma prima si faceva con tutto e di più, dal miglio alla saggina, quella che viene usata per le scope e così via. Ed era molto apprezzata, tanto che un poeta e musicista padovano, un certo signor Arrigo Boito, fece un inno alla polenta, scrisse, scusate, un inno alla polenta, e fu così gradevole che fu nominato membro onorario dell'Accademia dei Polentoni. Voi direte, vabbè, insomma, però era un'accademia che era nata per gli italiani che vivevano in Francia, quindi era un qualche cosa di caratteristico. E qui mi permetto di fare un inciso, chi mi conosce e mi ha già sentito sa che questa mi piace moltissimo, e adesso ve la leggo, che è il cosiddetto inno alla polenta. Principia il miracolo, se vede de dentro levarsene a bromboe, d'argento, poi subito un'altra la viene a trovare e l'acqua nel fondo scomincia a cantare. La canta, la ronfa, la subia, la fuma, de qua e a se sgionfa, de a e a s'ingruma. E il fuoco consuma con vivo calor, le brombole in sciuma, la sciuma in vapor. La boggio, de botto, attenti che semo, più fiamma de sotto, supiemo, che gusti, che zoge, la boge, la va, la galoppa, la zira, la stoppa, la fa la malandrina, farina, la salta per sotto, la sbrodola fora, porteme in cucina la farina, occio, batoccio, ciapa in man, tece caena, miscia, volta, zira, mena, deme il tocio, occio, moia, tira, moia, destira, stinca e fa, la se froa, dai, qua, dai, la brola, la scota, e a se cota, signor Florindo, e a 60, che sei pronta e a poenta. Questo è Arrigo Boito. È bella, no? Grazie. Qua vedete è un dipinto del Longhi perché la polenta appunto si accompagnava con tutto, ovviamente col baccalà. Allora, questa storia benedetta del baccalà. Il baccalà è il merluzzo che viene essiccato praticamente in due modi. Allora, aria aperta e sole, quello davanti al mare, quello famoso di Pietro Querini che conobbe nel suo naufragio nel 1432, non entriamo in merito perché meriterebbe una lezione solo la storia del baccalà, ma diciamo la differenza. Quindi merluzzo che viene essiccato all'aria al sole ed è lo stoccafisso. Sotto sale è il baccalà, ma chissà perché noi veneziani dobbiamo essere originali, quindi chiamiamolo stoccafisso baccalà. Tutto qua. Baccalà che verrà, diciamo, fatto in 1000 modi, i tipici lo conoscete tutti, mantecato, cioè con la pazienza, poi ovviamente lesso con aglio, prezzemolo e olio, poi alla vicentina, e poi potrei dirvi la ricetta antica della mia
bis nonna, ma non ve la dico. Allora, comunque, il baccalà venne molto apprezzato perché? Allora, intanto pesava poco, perché essiccato pesa poco, occupava poco spazio e poi durava a lungo. Quindi diventa una merce che viene portata non solo nelle città di mare, ma anche nell'entroterra. Quindi i nostri, diciamo, contadini, montanari, così, possono mangiare pesce, il che non è da sottovalutare. Il baccalà, però, prima di essere cotto, deve subire un processo. Quindi deve essere sottoposto, prima di tutto deve essere battuto, perché bisogna mollare tutto il sale, quindi bisogna batterlo. Poi messo a bagno e magari cambiare l'acqua 2, 3, 4 per 2, 3 giorni e poi viene infine messo in vendita. Nasce un modo di dire un po' antipatico. Done, cani e baccaia, noi sta ben se noi se ben pestà. Quello delle donne mi piace meno, ma non importa. Ovviamente non può mancare la verdura. La verdura, usata moltissimo dai Etruschi, Greci, Romani, Medioevo, cibo dei poveri, Rinascimento si riaffaccia tipicamente, ma nel 1600 la verdura ha un suo boom. Ed è strano, perché il 1600 è un secolo buio, è il secolo dell'Inquisizione, di molte guerre in Europa, il secolo in cui ci sono le pestilenze. E come mai c'è questo interesse scientifico nei confronti della verdura? E tutto nasce dal mondo dell'arte. Perché nel 1517 la riforma luterana pone dei limiti, e cioè si dividono le categorie protestanti e cattolici. I protestanti si trovano, i pittori protestanti, soprattutto gli olandesi, che non hanno più committenza, cioè non hanno più le palle d'altare, perché l'immagine religiosa non veniva accettata dai protestanti. Così cosa fanno? Si svezzano, cercano di trovare una soluzione guardando la realtà quotidiana e quindi guardando le piante, guardando i fiori, guardando quello che noi italiani chiameremo natura morta, ma alla fine era natura immobile. Infatti in olandese è still level, cioè in poche parole qualcosa che è fermo, statico, ma non morto. Quindi c'è un'attenzione maggiore a quelli che sono i particolari e soprattutto della vegetazione. E quindi ecco che noi troviamo la verdura di nuovo presente, tanto che i nostri nobili, molto contenti e soddisfatti, andavano a mangiarsela nelle nostre isole, quindi le vignole, Sant'Erasmo e così via. Se la raccoglievano, si facevano nell'insalatiera e si mangiavano le verdure fresche. Beh, non si può non parlare di dolci, no? Se stasera non mangiate, non c'entro io. Allora, i dolci, qui vediamo quelli classici, cioè i bussolai, ma a Venezia il pasticcere veniva chiamato scaleter. Scaleter. Perché? Perché nella prova di passaggio dal garzonato a maestro bisognava preparare un certo numero, 12 in genere, di particolari dolci. Tra questi c'erano le famose scaette, cioè erano dolci fatti con la pasta, fate conto del galano, quindi molto friabile, e dovevano essere fatti con gli scalini, quindi era un'arte, perché sennò si rompeva tutto. Ecco il motivo perché chi superava l'esame poteva essere riconosciuto come maestro, e da qui il nome di scaleter. Dolci tipici appunto i bussolai, che per lo più nascono nelle isole Murano e Burano, perché era un prodotto molto ricco di proteine, zucchero, farina, burro, uova, e servivano ai pescatori che stavano fuori a lungo in laguna. Tanto che nasce anche un detto, chi ga santoi, ga bussoeai, perché era un prodotto ricco. Però visto che siamo vicini, parliamo anche delle fave. Allora, le fave dei morti, come le vengono chiamate. Allora, questa usanza di dire fave dei morti è un rito molto antico che risale al tempo romano. Perfino Plinio ne parla. Perché? Perché in primavera la prima pianta che da terra, cioè da sottoterra, esce è la fava. Quindi è un passaggio dal regno dei morti al regno dei vivi. Ed ecco che le fave diventano nel mondo romano una specie di superstizione. Non bisognava mangiarle, ma essiccarle, e venivano gettate quando c'era un funerale
perché appunto era il regno dei morti che tornava in vita, che poi rimoriva. Ma a Venezia la cosa diventa molto più semplice. Noi siamo pratici, da bravi mercanti. Allora, si narra che questa usanza di dare cioè dire fave dei morti, è perché quando moriva un doge, i conventi dove il doge era più, diciamo, più affezionato, che frequentava di più, il doge omaggiava questi conventi con delle donazioni che potevano essere anche degli abiti suoi, oppure che venivano poi usati per gli altari e così via. Quindi questi conventi si sentivano improvvisamente ricchi. Allora cosa facevano? Preparavano una minestra di fave per i poveri che erano vicini a loro. Ecco quindi le fave dei morti, in occasione della morte del doge. E dopo si trasformano in questi buoni dolcetti che tutti penso gradiate. Ma la regina dei dolci era la frittella. La frittella con il buco in mezzo, non quelle belle pianotte che adesso fanno, era un cibo che si trovava pronto in tutti i campi veneziani. Attenzione, ho detto campi perché a Venezia l'unica piazza è San Marco, tutti gli altri spazi aperti sono campo, campiello. E poi arriviamo alla frutta, perché a questo punto non mancava mai. I romani, come adesso si sta riprendendo l'abitudine, la usavano come colazione o intermezzo pomeridiano. Nel 400 diventa, come accennavo prima, addobbo come centrotavola. E poi diventa invece elemento fondamentale, tanto che a Venezia avevamo ben 3 categorie che vendevano quelli che erano sia gli ortaggi che la frutta. Cioè i nostri fruttivendoli erano divisi in erbaroli, fruttaroli e soprattutto naranseri, perché era il profumo degli agrumi. Se infatti voi scendete dal ponte di Rialto all'inizio del mercato, sulla destra trovate scritto naranseria per il profumo. Beh, come si dice, siamo arrivati alla frutta, no? Perché si dice? Perché siamo alla fine. Ma manca qualche cosa in questa conversazione, perché in genere tutto veniva accompagnato, come vi dicevo inizialmente, dal vino. Vino che poteva essere più o meno miscelato, però vino era. E il vino sarà parte fondamentale nella mensa, tanto che soprattutto nel Settecento, se leggete gli inventari che si trovano nei monumenti, ci sono degli inventari pazzeschi per delle feste di nozze con una lista dei vini che fa paura, altro che sti fogli qua che ho io. Cioè, enorme, il Toccai, il Picolet e tutto quello che volete. Dove veniva però venduto il vino comune? Veniva venduto nei magazzini, nei bastioni e nei sammarchi. Qualcuno potrebbe anche contestarmelo. Perché magazzino? Infatti io leggo Calle del Magazzino, uno pensa perché c'era un deposito di merci. E invece no. Era il luogo di mescita del vino proprio da Mureri, diremo. Ma allora il magazzino come si chiamava a Venezia? Se Calle del Magazzino mi indica una mescita di vino. No, Fondaco no, per carità. No, si chiamava Volto. Perché i primi depositi di merci erano sopra alle botteghe dei portici di Rialto. Quindi com'è fatta la parte superiore? A volta, e quindi volto era il magazzino. Torniamo un attimo nei particolari, ho finito. Ovviamente c'era il vino più pregiato che era la Malvasia e poi arriviamo a quello che interessa di più, perché qui chiaramente l'ombretta. Allora, l'ombretta non si chiama così come purtroppo molte volte viene detto, perché veniva data perché c'erano appunto degli osti che seguivano l'ombra del campanile di San Marco. Ve li vedete che corrono dietro all'ombra per tenere i vari, diciamo, recipienti, anche no. Allora, quelle, diciamo, baracchette che si vedono anche nei dipinti del Guardi ai piedi del campanile non erano altro che uffici provvisori della Repubblica messi in esterno per aiutare a compilare documenti necessari da portare poi nel palazzo del governo, cioè Palazzo Ducale, a coloro che non erano in grado di scrivere o che non erano in grado di capire l'importanza del documento. Il termine ombretta nasce perché voleva dire un ninin, cioè poca. Perché? Perché ora che finivano il lavoro, 17, e ora che arrivavano a casa, questo gli permetteva di fermarsi e fare più tappe. Ne bevevano poca, però alla fine
questo era, quindi niente a che fare con l'ombra del campanile. Arriviamo a quello che è più di consuetudine d'oggi, lo spritz. Lo spritz nasce dopo la caduta della Repubblica in periodo austriaco, quando c'era un vino che faceva schifo e quindi lo allungano con acqua, anche con l'acqua ancora peggio, e nascono quei prodotti colorati, qui non vado a dire il nome perché tutti li conoscete. E altro termine che mi lascia così da precisare è il termine bacaro. È molto di moda quando ci sono gli amici, andiamo a fare il giro dei bacari a Venezia. Beh, ma non è veneziana. Questa cosa nasce dopo la caduta della Repubblica. Il bacaro nasce probabilmente da due motivi. Il primo, il più banale, è che arrivò questo vino dalla Puglia e un gondoliere avrebbe esclamato proprio in riva del Vin, perché lì c'era il primo deposito di questo vino, e avrebbe detto: questo è un vin da Bacar. Bacar in dialetto significa far festa. Mentre molto più probabile è l'altra versione, che proprio dalla Puglia arrivò un vino che si chiamava Bacaro, e quindi Bacaro perché veniva venduto in questo posto. Ovviamente adesso facciamo un bel brindisi. Un bel brindisi con questo bellissimo calice tenuto dal nostro protagonista del dipinto, ed è un brindisi che è stato trovato a margine di un documento del Maggior Consiglio che risale esattamente al 1300. Probabilmente questo nobile non ne poteva più della riunione politica, economica, quello che era, e non vedeva l'ora di bersi l'ombretta. E quindi scrive a margine del documento queste righe: chi ben beve, ben dorme. Chi ben dorme, mal non pensa. Chi mal non pensa, mal non fa. Chi mal non fa, in paradiso va. Ora, ben bevè, che paradiso gavarè. Grazie. Grazie a tutti. No, il bis no. Bene, Antonio, ti congedi? Se ci sono domande sono qui, ma l'orario sono stata dentro l'ora che mi era stata data, quindi vedete voi. Grazie comunque, alla prossima.